Sì, in effetti sia il bilancio del 2024 ma anche la situazione dei primi 6 mesi del 2025 ha denotato un sostanziale incremento dei consumi, un incremento della produzione e una tenuta nel corso dei primi 6 mesi del 2025. Il 2024 è stato caratterizzato probabilmente, secondo quello che ci riferisce Ismea, per il livello massimo di consumi pro capite, 22,05 kg pro capite, massimo negli ultimi 10 anni. Quindi parliamo certamente di un settore che per fortuna è in salute ed è caratterizzato dall'essere totalmente made in Italy, è l'unico settore zootecnico autosufficiente, produce il 105% dei consumi italiani. Una delle cose di cui parleremo oggi in assemblea è rappresentata dal ventennale del disciplinare di etichettatura volontaria che, nato nel 2005, compie oggi 20 anni. Dal disciplinare si evince chiaramente come le nostre imprese siano state in grado di anticipare quelli che sono oggi anche alcune tendenze regolatorie sia a livello nazionale che a livello europeo, ad esempio sulle tematiche come il benessere animale, perché c'è più del 30% della produzione italiana che è caratterizzata da condizioni di miglior benessere animale. Il 60% della produzione italiana è caratterizzata da arricchimenti ambientali e da luce naturale, così come le ultime tendenze sempre in tema di benessere animale caratterizzano. E poi cito come best practice la riduzione dell'uso degli antibiotici, che si è ridotta del 97% per il pollo e del 93% nel caso del tacchino, e quindi complessivamente oggi possiamo prendere atto del fatto che il 50% circa della produzione italiana sia fatta senza l'uso di antibiotici. Questa è una caratteristica non solo italiana ma europea ed ha caratterizzato un incremento dei costi che alla fine del quinquennio si attesta intorno al 30%. Questo evidentemente è una criticità importante per i nostri consumatori, perché una carne democratica, una carne a basso costo, che è quella che tra l'altro non ha barriere religiose e quindi è in grado di nutrire anche popolazioni che abbiano invece altre criticità dal punto di vista religioso, ebbene questa caratteristica va mantenuta, va tutelata, perché altrimenti il rischio è che nei prossimi anni i consumi possano regredire. Prevalentemente parliamo di mercati europei, quindi parliamo prevalentemente di Germania, di extra UE di Inghilterra, e poi ci sono piccole esportazioni anche nei paesi del Nord Africa. No, purtroppo noi siamo penalizzati dal Mercosur, siamo un po' l'agnello sacrificale, perché in realtà il Mercosur prevede un incremento di importazioni dal Sud America, essenzialmente dal Brasile, di 180.000 tonnellate di carne, di pollo e tacchino in Europa. Queste 180.000 tonnellate, fra l'altro, è presumibile che siano di taglio pregiato, quindi prevalentemente petto, fese di tacchino, quindi con un valore unitario estremamente elevato, e quindi una delle cose che chiediamo alla politica è proprio quella di tutelarci, perché è chiaro che noi vogliamo essere certi che i consumatori europei, e italiani in particolare, soprattutto quando sono in ambienti dove ciò che mangiano non è tracciato, e mi riferisco in particolare all'oreca, perché sui banchi dei supermercati noi sappiamo vita, morte e miracoli di ciò che andiamo a comprare, ad acquistare e quindi a consumare. Viceversa, quando ci rechiamo nei ristoranti, la tracciabilità oggi non è garantita, quindi una delle nostre richieste è proprio quella: reciprocità nelle leggi e nelle normative che tutelino la sicurezza alimentare ma anche il benessere animale rispetto alle importazioni, e tracciabilità, perché è presumibile che, essendo queste merci prevalentemente surgelate, siano destinati all'industria, al canale Horeca, dove la tracciabilità è meno tutelata, e quindi è un modo per far sì che il consumatore, che è al centro delle nostre attenzioni, possa sempre fare scelte consapevoli e meditate. I danni in realtà sono ancora in fase di stima, perché i focolai sono stati pochi per fortuna, però sono cominciati un po' prima di quanto noi immaginassimo. In realtà noi abbiamo già condiviso con il Ministero della Salute, in particolare con la Direzione Generale per la Salute Animale e il Direttore Generale Filippini, un piano preventivo di fermo di allevamenti
che siano in qualche maniera più a rischio, proprio per fare in modo che la prevenzione possa evitare una estensione dei focolai di influenza aviaria. Quindi diciamo che quello che chiediamo è di sostenere finanziariamente questo sforzo e poi anche quello di procedere rapidamente all'autorizzazione delle vaccinazioni e anche lì di sostenere finanziariamente lo sforzo vaccinale. Entrambi questi sforzi hanno l'obiettivo poi di ridurre le risorse di cui ci sarà bisogno per un eventuale indennizzo ai fermi e agli abbattimenti dei focolai che speriamo di evitare.